Completati i lavori per la sistemazione idraulica del fiume Salso, a comunicarlo è il Genio Civile di Agrigento, diretto da Lino Lamendola. Continua l'intensa ed efficace campagna della regione siciliana per ridurre il rischio di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano il territorio della provincia di Agrigento. Il Genio Civile infatti comunica che negli ultimi 30 giorni ha completato ben 7 interventi di sistemazione idraulica relativi ai corsi d'acqua fiume Ipsas, il tratto da Agrigento a Grotte, Torrenti Femmina Morta nella zona di Menvi, il Consalamone, Sciacca Tratto di Monte, Fiume Vecchio della Palma e affluenti della Mollarella in zona di Licata, Vallone Cannatello ad Agrigento, il tutto per un investimento di risorse stanziate dalla Regione di un importo complessivo di 1,5 milioni di euro. A questi interventi, comunica il Genio Civile, si aggiungono adesso i lavori di sistemazione idraulica del tratto del fiume Salso, Imera Meridionale, completati lunedì scorso. I lavori, che hanno impegnato risorse stanziate dalla Regione per un importo di 891.800 euro, hanno interessato la manutenzione del tratto finale del fiume Salso per una lunghezza di circa 4 km fino alla foce. Particolare è stato pulito l'alveo, sono stati riparati gli argini danneggiati, ripristinata la sezione idraulica del corso d'acqua ed è stata realizzata una scogliera a protezione della strada provinciale numero 11, le cui opere di fondazione erano notevolmente sottoposte ad erosione. Grazie al governo regionale, alle somme stanziate, alla competenza e all'impegno dei funzionari incaricati, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento Lino Lamendola, continuiamo ad alimentare una proficua ed efficace campagna al fine di ridurre il rischio idrogeologico. Sono infatti 8, continua Lamendola, gli interventi eseguiti dal nostro ufficio nel corso degli ultimi 5 mesi per la manutenzione del reticolo idrografico provinciale. Lo staff del Genio Civile ne ha curato la progettazione e l'esecuzione, composto dal RUP Alfonso Faseli, dal supporto Francesco Mirabelli, dai progettisti Piruzzella e Failla, che hanno inoltre svolto rispettivamente il ruolo di direttore dei lavori, direttore operativo. A completare il gruppo di lavoro l'ispettore di cantiere Florio. I lavori sono stati eseguiti dall'azienda Enrico di Catanzaro, risultata aggiudicataria a seguito di gara aperta con la procedura.